Ora anche Padova ha la sua isola deserta, ma non sognate di andare a viverci dalle 14 alle 22 del sabato e della domenica. I 4 ponti di accesso sono chiusi, transennati. Per questo l'isola Memmia di Prato della Valle è deserta, l'ennesima misura anti-Covid dell'amministrazione Giordani e anche anti-risse, dopo quella accaduta domenica pomeriggio tra una ventina di giovanissimi proprio nell'isola Memmia. Stiamo cercando di monitorare un po', soprattutto per incanalare tutte le persone verso una soluzione definitiva, che è quella un po' di calmierare le gite in centro a Padova nel fine settimana. Speriamo che passi questo messaggio perché, ripeto, non lo facciamo per boicottare qualcuno. Dopo le vasche a senso unico sul listone tutti i sabati, Padova fa questo esperimento. Chiude un luogo aperto ma di potenziali assembramenti, come l'isola creata alla fine del Settecento da Andrea Memmo, procuratore di Venezia inviato a Padova dalla Serenissima per risanarne i commerci e i monumenti. L'assessore Bonavina, quasi fosse d'accordo con i veneziani di allora, dice che la giunta non vuole desertificare la città ma renderla più viva possibile. Noi sono già il terzo fine settimana che facciamo il senso unico pedonale tra Prato della Valle e il Canton del Gallo, è un esperimento che è riuscito, direi, bene. Oggi facciamo questa ulteriore prova, speriamo che serva a qualcosa, speriamo che non ci sia un travaso verso altri posti della città. Per il momento mi sembra che stia andando tutto abbastanza bene, per cui... A vigilare sui ponti di accesso all'isola Memmia la protezione civile e i vigili urbani. Agenti di polizia e dei carabinieri, anche in borghese, saranno in servizio in Prato della Valle per prevenire atti pericolosi come la rissa di domenica scorsa.